Al maltempo stanotte bomba d'acqua in città e tromba d'aria sui colli euganei, decine di alberi caduti nella zona termale, danni e disagi che si sono prolungati anche nell'arco della mattinata. Richiedente asilo del Burkina Faso residente nell'Alto Vicentino sorpreso a guardare video dell'ISIS in bus, indagini in corso da parte della polizia. Spaccio di eroina killer, 3 provvedimenti restrittivi di cui 2 in carcere sono stati eseguiti dai carabinieri di Conegliano nell'ambito delle indagini sulla morte di un uomo per overdose. Si tratta di 3 italiani insospettabili. Amministrative 2018, battute finali ieri sera su Antenna 3, l'ultimo confronto tra i 6 candidati sindaco di Treviso. Caporeparto condannato per estorsione a 3 anni e 6 mesi, pretendeva regali dai suoi sottoposti per concedere loro le ferie, accaduto a Scorzè. Il nuovo governo Conte vuole rimettere mano alla riforma sulle banche popolari, l'attesa e le speranze dei risparmiatori veneti traditi e truffati. Accolto in casa 6 profughi, è andato al professore trevigiano Antonio Calol, riconoscimento europeo dell'anno, premiato per il suo impegno nell'integrazione. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito ancora l'ondata di maltempo che sta continuando ad interessare la nostra regione. Nella notte nuovo nubifragio e tromba d'aria si sono abbattuti sul Padovano. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Un'ondata di fortissimo maltempo si è abbattuta sulla provincia di Padova, colpendo principalmente il capoluogo e la zona dei Colli Euganei. Il vento, che è soffiato con la potenza di una tromba d'aria, ha abbattuto decine di alberi tra Abano, Montegrotto e Selvazzano, case scantinati allagati, ma sott'acqua sono finiti non solo alcuni sottopassaggi, anche diverse strade. Si sono registrati anche interruzioni dell'energia elettrica, almeno 50 gli interventi dei vigili del fuoco, in una notte e in una mattinata di passione per molti, che era però cominciata già nel tardo pomeriggio di giovedì. Qui siamo a Padova, in zona brusegana, subito dopo la prima ondata di maltempo. Abbiamo visto arrivare un nubifragio molto violento con inizialmente soltanto un po' di grandine eccetera eccetera, poi è aumentata a dismisura la pioggia fino a vedere onde alte fino a mezzo metro sopra la linea del marmo della vetrina. E entrava tutto? E entrava tutto. Noi, quelli in fianco, gli stabili qua, dall'altra parte della strada, ovunque. Sì. Tanti danni? Insomma, abbastanza. Per quanto riguarda i televisori ci sono delle problematiche non indifferenti. L'acqua è veramente devastante per quanto riguarda l'elettronica. L'acqua è entrata fino al banco del bar praticamente, non tanto per l'altezza dell'acqua quanto il passaggio delle auto che creava effetto onda, di conseguenza l'acqua è arrivata fino a lì e ci ha rovinato tutto il parquet che abbiamo, è tutto rovinato. Anni fa è successo che un allagamento del genere, però non di queste proporzioni, l'acqua è defluita in 2-3 ore. Poi abbiamo aperto i tombini di ispezione e c'era l'acqua piena rasa su tutti. Dopo il platano secolare che c'era davanti alle ex scuole, lì era tutto vuoto. Quindi c'è qualcosa che non va. Abbiamo fatto i vari solleciti, però finora il comune non ha mai fatto niente. C'è stato poco tempo per fare la conta dei danni. Passata la prima ondata di maltempo, il peggio si è riversato sul Padovano a partire dalle 3:30 di notte. Pesanti anche i disagi alla circolazione, con le tangenziali andate in tilt dalla prima mattina. Ed ora andiamo nel Vicentino. Un richiedente asilo del Burkina Faso residente nell'Alto Vicentino è stato sorpreso a guardare video inneggianti al jihad mentre si trovava su un bus. Indagini in corso da parte della polizia. Ci aggiorna al telefono da Vicenza Gabriella Basso. Buongiorno a te telespettatori di Antenna 3, come dicevi tu gli agenti della Polizia di Vicenza, meglio gli agenti della Digos, hanno fermato e identificato alcuni migranti, si parla di 3-4 persone,
che erano all'interno di un autobus provenienti da Bologna e diretti appunto a Vicenza. Li hanno fermati alla stazione del Corriere di Vicenza, vicino alla stazione. Li hanno fermati appunto perché i sospetti simpatizzanti della Jihad. Un passeggero infatti li aveva notati mentre assieme stavano guardando un video inneggiante appunto della Jihad con bandiere e immagini di uccisioni di persone. Il passeggero allarmato ha subito lanciato il 113, ha dato l'allarme, e una volta arrivata alla Corriera alla stazione di Vicenza, la stazione del Corriere di Vicenza, sono entrati in azione appunto gli agenti della Digos. I 4 giovani sono stati portati in questura, identificati, e sono stati sequestrati tutti i cellulari. Adesso sono al vaglio appunto tecnico per capire se cosa stavano guardando, se avevano scaricato filmati, se ne avevano scaricati altri, e effettivamente se ci siano queste simpatie jihadiste. Alcuni di questi giovani migranti sembra che fossero alloggiati in una comunità proprio per rifugiati nell'Alto Vicentino. Da Vicenza per il momento è tutto, le linee torna allo studio. Spaccio di eroina killer, 3 provvedimenti restrittivi, di cui 2 in carcere, sono stati eseguiti dai carabinieri di Conegliano nell'ambito delle indagini seguite alla morte per overdose di un uomo. Proprio pochi minuti fa si è conclusa presso il comando provinciale dei carabinieri la conferenza stampa. Sentiamo quindi in diretta tutti gli aggiornamenti da Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, parlo piano perché sono appena uscito dalla conferenza stampa tenuta dai Carabinieri di Conegliano per una storia che dà già subito un segnale. Attenzione, perché la droga killer, la droga con un altissimo contenuto di principio attivo, si parla oltre il 50%, sta inondando anche la Marca Trevigiana. Questo è il dato più importante in assoluto, perché c'è pericolo che chi fa uso di questa eroina, anche solo sniffandola, ci hanno detto i carabinieri, rischia veramente la vita, come è successo l'8 dicembre dell'anno scorso, quando è stato trovato Claudio Donardelli, un 35enne, a Ponte di Piave, ormai senza vita a causa appunto di un'overdose. Da lì i carabinieri sono riusciti a risalire a quella che è tutta una, diciamo così, una vera e propria banda, però non è una banda, diciamo, classica, quella che tu vedresti di spacciatori e magari anche stranieri. No, queste sono tutte persone italiane, a parte un indiano, tutte, diciamo, rispettabilissime, molto discrete, per cui si era creata una rete molto particolare, dove però lo spaccio era di alto livello e soprattutto di alto potenziale. I carabinieri, grazie anche tra l'altro all'utilizzo delle telecamere che sono state installate dopo la tragedia di Gorgo al Monticano, nella zona di Gorgo al Monticano, Bedeo Pitergino e insomma in tutta quell'area, sono riusciti ad individuare e ad arrestare giusto questa mattina 2 45enni che sono residenti a Monastier e dare un provvedimento disciplinare, un obbligo di firma a invece un residente 36enne che sta a Gorgo al Monticano. Questo sommariamente, diciamo, è la storia, questa sera ve la racconteremo meglio, però i carabinieri ci hanno chiesto proprio di dare questo segnale. Attenzione, perché questa è una droga molto potente, letale perché è tagliata molto poco, è quasi tutta pure, quindi l'assunzione può creare degli effetti devastanti di overdose e portare alla morte, come appunto è capitato l'8 dicembre dell'anno scorso. Hai qualche domanda? Volevo chiederti, quindi questi pusher erano delle persone veramente insospettabili? Esatto, noi pensiamo mediamente ai pusher a gente che non ha altra occupazione, a delle persone così. In realtà sono tutti nemmeno operai, si parla di piccoli imprenditori, si parla di persone, insomma, oggi ad esempio alcune perquisizioni sono state fatte nelle case dei sospettati, sono tutte di alto livello, case veramente di lusso, e quindi si parla di imprenditori, si parla anche di persone dedite al commercio, insomma insospettabili dello spaccio. Bene, grazie Lucio, grazie per averci aggiornato su questa notizia. Ne riparleremo naturalmente stasera nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, in onda a partire dalle 19:30, ma proseguiamo ancora con la cronaca. Ci spostiamo nel veneziano, a Marcon, dove sono stati attimi di terrore l'altra notte per padre e figlio che hanno sorpreso in casa un ladro. Sentiamo cosa è successo. Padre e figlio faccia a faccia col ladro nel cuore della notte in un'abitazione di via Don Bosco, in pieno centro a Marcon. Nessuno dei due è uscito indenne dall'incontro col bandito solitario che era entrato in casa e si era impadronito degli ori di famiglia. A sorprenderlo il 70enne che, attirato dai rumori sospetti, ha provato a bloccare il malvivente per farsi restituire il maltolto.
Per tutta risposta il delinquente ha estratto un taglierino e ferito l'anziano a un braccio per poi saltare dalla finestra. In giardino si è trovato di fronte al figlio 26enne, per nulla intimorito dalle sue minacce. Il giovane ha provato a bloccare il ladro che si è divincolato ed è corso verso l'auto dove lo attendeva un complice. Partiti a tutta velocità sono riusciti a evitare il loro inseguitore, colpito dallo specchietto retrovisore del veicolo in fuga. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Siamo profondamente amareggiati da questo episodio, dichiara il sindaco Matteo Romanello, e vogliamo esprimere alla famiglia tutta la nostra solidarietà e vicinanza. La zona, tra l'altro, è una delle zone più centrali del paese, stiamo parlando di una zona prettamente residenziale e molto abitata. Tra pochi giorni entreranno in funzione le nuove misure già programmate dall'amministrazione comunale in vista dell'estate. Per l'estate ci stiamo adoperando per un servizio di sorveglianza notturno da svolgersi con una ditta privata che possa essere in accompagnamento alle nostre forze dell'ordine, e continua il nostro impegno per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza territoriale che può sicuramente disincentivare malintenzionati. Affrontare il tema con gli strumenti a nostra disposizione non è facile, confessa il sindaco. Ci attendiamo un deciso cambio di rotta dal nuovo governo. Si auspicano maggiori risorse a disposizione delle nostre forze di polizia, ma soprattutto anche degli sblocchi a livello economico per permettere di investire sulla sicurezza e non doverci trovare di fronte a situazioni di questo tipo. Ed ora la pagina dedicata alle elezioni amministrative di domenica prossima, battute finali. Ieri sera su Antenna 3 a Ring l'ultimo confronto tra i 6 candidati sindaco di Treviso. Proposte e scontri sui temi caldi della campagna elettorale. Sentiamo un estratto quindi della trasmissione. Si parla dei programmi dei candidati per quanto riguarda la grande viabilità e l'aeroporto. Sentiamo. La Grande Treviso, riorganizzare una città da 200.000 abitanti per riorganizzare le sue infrastrutture, spostando l'aeroporto, o anzi per la precisione, spostando una gran parte dei voli dall'aeroporto Canova a Distrana, in modo da sviluppare ancora meglio il futuro aeroporto di Distrana, perché purtroppo lì non si può più andare avanti. Condurso. Dialogare sulla possibilità di trasferire parte dell'aeroporto anche per noi alla base attuale di Istrana, e per quanto riguarda la viabilità aiutare con un'altra circonvallazione quella esistente. Il punto esterno al punto attuale, per esempio, dice, vabbè. Caldato? Aeroporto, sfruttare la potenzialità attuale con il rispetto della legalità, numero massimo di movimenti autorizzati. Per quanto riguarda la viabilità, Treviso Unicatu dice no alle nuove strade che portano traffico, ma va sicuramente definita una viabilità diversa, considerando anche quello che c'è già di esistente, con uno studio del traffico che sia circostanziato. Lo sappio. Più brevi, vi prego. Per quel che riguarda l'aeroporto, rispetto alla legalità, che vuol dire 1. Rispetto del limite dei voli, 2. Richiesta di un aggiornamento della zonizzazione acustica, 3. Attivazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria. Terraglio Est e anche Quarto Lotto noi l'abbiamo messo come prima voce al nostro programma, no a nuove strade perché l'ho detto. Manildo e Conte. Aeroporto, fattore di competitività per il territorio e sostenibile per i diritti dei cittadini, salute e inquinamento dell'aria. Grande viabilità e liberalizzazione della 27. Conte. Mantenimento dell'aeroporto come struttura strategica per il nostro territorio da un punto di vista del lavoro, turismo e anche di occupazione. Sì, favorevole alle grandi opere quali quarto lotto della tangenziale e completamento del Terraglio Est. Ed ora Scorzè con il caso di un caporeparto condannato per avere preteso regali dai suoi sottoposti per concedere loro le ferie. Sentiamo. Pretendeva regali dai colleghi per concedere loro i giorni migliori di ferie, quelli più ambiti da tutti, ma anche periodi lunghi come le 3 settimane di fila, spesso richieste dai lavoratori stranieri. Le sue principali vittime, secondo il giudice Michela Rizzi di Venezia, che ha condannato per estorsione un caporeparto 49enne della Ilnor di Scorzè. Richieste andate avanti per diverso tempo, quelle avanzate dal caporeparto. Per almeno 6 anni gli operai avevano dovuto sottostare alle sue pretese, secondo l'accusa. Tappeti orientali, collane, sigarette,
virgolette, non dunque pensierini dalle vacanze, ma ricompense per aver autorizzato le ferie. A presentare denuncia solo una delle vittime, un tunisino di 42 anni costretto tra il 2005 e il 2011 a portare al capo i doni più preziosi, calcolati complessivamente in 2.400 euro. Ma altri 2 lavoratori, secondo l'accusa, sarebbero stati costretti a regalargli borse, portafogli, cellulari e iPad. Da qui la richiesta del PM di una condanna a oltre 5 anni e la decisione del giudice di infliggergli una pena di 3 anni e 8 mesi. Aveva organizzato su WhatsApp una vera vetrina di vendita di capi d'abbigliamento rubati in manette un giovane romeno. Proponeva in vendita ai suoi contatti su WhatsApp capi di abbigliamento risultati rubati. Nei guai un 31enne romeno, Costel Andrei Rotaru, già noto alle pattuglie della questura per precedenti reati contro il patrimonio. L'uomo teneva in un appartamento di via Lippi all'Arcella molti capi di abbigliamento di più marche, valore circa 1.000 euro, risultati rubati da un centro commerciale del Veronese. La merce aveva ancora i cartellini del prezzo di vendita attaccati. Il romeno ai poliziotti ha vagamente spiegato di aver acquistato i capi da un connazionale in stazione per 300 euro. Dalle indagini è emerso che Rotaru da molti mesi si era messo a vendere stabilmente vestiti di provenienza furtiva a prezzi molto più bassi del mercato. È stato fermato per ricettazione e condotto in carcere. In apertura di TG abbiamo parlato dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte nel Padovano, l'ennesima di questi giorni. Proprio la frequenza di eventi meteo sempre più estremi sta alla base della maxi esercitazione della protezione civile in corso nell'area dello Pitergino Mottense, simulata un'alluvione devastante come quella del 1966. Sentiamo. Questa esercitazione è stata pensata in riferimento all'alluvione catastrofica che ci fu nel 1966 e difatti è pensata e tarata su un'alluvione di 3 aste che sono l'Isonzo, il Tagliamento e il Livenza. Oltre 1.000 persone coinvolte nell'imponente esercitazione di protezione civile che simula un'alluvione catastrofica come quella del 66, un'emergenza di tali proporzioni da richiedere il supporto di unità di soccorso anche dall'estero. Si chiama NEIFLEX e vede il coinvolgimento, oltre che delle regioni Veneto e Friuli, anche di volontari e personale provenienti da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Russia. La crescita del numero di incendi boschivi, la crescita degli eventi di inondazione, di bombe d'acqua, di situazioni estreme che si vanno verificando anche a seguito dei cambiamenti climatici, è ovvio che la preparazione e la capacità di risposta non solo nazionale ma anche internazionale è essenziale. Una targa sul municipio di Motta ricorda ancora il livello che l'acqua raggiunse nel 66 e che questa sia un'area particolarmente a rischio, lo sanno bene i residenti che rischiarono di finire sott'acqua anche nel 2010 quando si rese necessaria l'evacuazione dell'ospedale, per fortuna solo a scopo precauzionale. Ora l'esercitazione simulerà un'altra alluvione devastante, testando quindi il coordinamento del sistema nazionale di protezione civile, oltre alle capacità di intervento delle squadre europee. Coinvolti i comuni di Motta e Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano e Porto Buffolè, oltre ai comuni veneziani e friulani sulle aste di Livenza e Tagliamento. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Prima edizione dei nostri telegiornali, ora il capitolo delle banche con le ultime novità del nuovo governo e le reazioni dei risparmiatori veneti. Sentiamo. Ho incontrato dei risparmiatori durante le consultazioni, dei risparmiatori che evidentemente sono in forti difficoltà. Non si è dimenticato dell'incontro con i truffati delle banche venete, il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e lo ha rimarcato ieri durante il discorso di fiducia alla Camera dei Deputati per sottolineare come il capitolo sia più aperto che mai. Una sensibilità mantenuta grazie all'interesse del deputato Federico D'Inca, promotore di quell'incontro che ora potrebbe essere coinvolto nella revisione del sistema bancario, delle popolari e dei crediti cooperativi. Stiamo già maturando e questa consapevolezza è già nel contratto di governo, stiamo maturando la valutazione che ci sia da distinguere, sia opportuno distinguere tra banche di credito che erogano credito
e soprattutto sono fortemente caratterizzate a livello territoriale, quindi hanno un legame forte col territorio, invece banche di investimento, diciamo così, più votate alla speculazione. L'intento di smontare quanto fatto finora, ovvero la conversione in SPA delle popolari e la confluenza in holding dei crediti cooperativi. Tutti i provvedimenti che, revisionati, rimetteranno in discussione anche la situazione delle azioni, diventate carta straccia dopo la conversione da società cooperative. Una speranza in più per i tanti risparmiatori senza più risparmi. Sicuramente quello che ci aspettiamo è che vada in attuazione il fondo, che questo fondo che era stato votato precedentemente da tutti i partiti venga attuato, naturalmente modificato, ampliato e deve essere semplificato. Quel fondo è alla base della fiducia che deve essere recuperata dei risparmiatori, che non è solo dei risparmiatori ma è dell'intero sistema. Per il suo modello d'accoglienza dei migranti ospitati in casa come figli, il trevigiano Antonio Calò è stato premiato come europeo dell'anno. Cittadino europeo dell'anno, il prestigioso riconoscimento conferito dal Parlamento a personalità della politica, dell'economia, della cultura e della scienza che si siano particolarmente distinte, è andato a un trevigiano, a un cittadino comune, verrebbe da dire, anche se la sua storia di comune ha ben poco. Si tratta del professor Antonio Calò, insegnante di filosofia al liceo Antonio Canova di Treviso, salito alle cronache nazionali e a questo punto anche internazionali per l'ospitalità data da lui, dalla moglie e dai 4 figli a 6 richiedenti asilo, accolti in casa a Camalò nel 2015 in piena emergenza profughi, aiutati a compiere un percorso di formazione e quindi lavorativo, e arrivando a lasciar loro e ai figli la casa per trasferirsi in canonica a Santa Maria del Sile, un modello di accoglienza diffusa proposta in Italia e in Europa, e proprio da Bruxelles è arrivato il premio come europeo dell'anno, che Calò definisce un messaggio di speranza e di inclusione. Lutto nel mondo cattolico trevigiano. Sarà il vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardina, a celebrare domani mattina alle 10:30 nella chiesa di San Nicolò i funerali di Don Pierluigi Guidolin, ex rettore del seminario vescovile di Treviso, morto all'età di 50 anni dopo aver lottato contro il tumore. Don Guidolin aveva lasciato l'incarico al seminario solo 3 settimane fa, quando le sue condizioni non gli hanno più permesso di portare avanti un ruolo che aveva ricoperto dal 2013 con passione e competenza. Originario di Castelfranco Veneto, lascia il papà e 2 fratelli. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10, subito dopo i TG. Ospite in studio Mario Conte, candidato sindaco di Treviso per la coalizione di centrodestra. Ed ora ci salutiamo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci e buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sulle nostre regioni a prevalere sarà l'instabilità. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso possibile soprattutto sui settori nord-occidentali, asciutto e in genere soleggiato altrove, col passare delle ore piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 23 e 27 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, con occasionali rovesci solamente sui monti al mattino. Dal pomeriggio deciso peggioramento, con fenomeni temporaleschi via via più diffusi un po' su tutti i settori, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' ovunque con qualche temporale a carattere sparso. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.